Amici, oggi vi porto con me per la pista ciclabile che da Tolmezzo porta a Cavazzo Carnico. Adesso stiamo transitando sul ponte di Avons, fra poco c'è una curva sulla quale se si gira a destra si arriva a Verzegnis, invece proseguendo per la strada principale, proseguendo dritti, si va in direzione Cavazzo. Qualche centinaio di metri dopo questa curva inizia la pista ciclabile. Adesso vi farò vedere proprio dove comincia. Si gira a sinistra e ci si mette nella pista ciclabile. Questo qui è, come vi dicevo prima, lo snodo che ci porta a Verzegnis, se lo avessimo preso, se avessimo girato a destra. Adesso qui a sinistra inizierà la pista ciclabile. Ecco, vi faccio vedere tagliamento ciclovia FVG 6 e ora proseguiamo, appunto, che ve la faccio vedere. Posso dirvi che dividerò questo video in due parti, lo dividerò non fisicamente ma idealmente, perché la prima parte è scorrevole per le bici da corsa, come è questo pezzo qui, e invece la seconda parte, fra un po', entreremo nel bosco, e lì io oggi non entrerò nel bosco perché sono con la bici da corsa e da quello che mi ricordo, perché sono un po' di anni che non ci transito più per quel tratto lì, da quel che mi ricordo non è molto adatto alle bici da corsa. Ci sono un po' di detriti, un po' di buche, insomma oggi non ci transiterò in bici da corsa, ma ve lo farò vedere, perché una volta arrivato in quel tratto lì io proseguirò per la strada, però ci attaccherò un video che ho fatto in passato nel quale transitavo appunto per quella pista ciclabile, quindi avrete la pista ciclabile Tolmezzo Cavazzo in maniera integrale, anche se per questo primo pezzo, come ripeto, le immagini le giro oggi in bici da corsa, per quell'altro pezzo metterò delle immagini che ho già girato degli anni fa, perché so che ci sono passato e che ho fatto un video, quindi una volta a casa lo ritroverò e poi lo appiccicherò dopo questa prima traccia di video. Ora qui c'è una curva, si deve fare un po' di attenzione perché sbuchiamo sulla strada, si fa attenzione alle macchine, lasciamo passare e una volta attraversato questo tratto di strada ci si reimmette nel proseguo del primo tratto della pista ciclabile. Questo tratto è molto bello perché è in mezzo alla natura, come d'altronde gran parte delle piste ciclabili di questa zona. Il fondo stradale è buono, molto buono, c'è qualche stecco qua e là ma è comprensibile. Finora non ci sono buche o tratti di asfalto rovinato, quindi è molto scorrevole, molto piacevole transitarci sopra. Adesso si girerà a sinistra. Io devo fare attenzione perché mi sbaglio sempre, proseguo dritto. Se si prosegue dritti niente paura, si finisce di nuovo sulla strada. Vedete, io qua giro a sinistra, passo sotto la strada, vedete questo piccolo ponticello, curva a gomito, attenzione. Ecco, qua c'è una piccola salitina, però insomma niente di speciale. Il tratto dopo di strada ha due tratti in salita abbastanza importanti, ma ve li farò vedere dopo. Come vedete si prosegue paralleli alla strada principale.
e a breve comincerà il secondo tratto di pista ciclabile, quello completamente immerso all'interno del bosco. Ecco, io mi fermo qui per il momento, perché qua, come vedete, la strada continua e va giù. Ve la faccio vedere a breve. Ora faremo un salto nel tempo e ci ritroveremo col video che ho girato un po' di anni fa. Ed eccoci qui, questo filmato risale a oltre 6 anni fa. 6 anni fa infatti è stata l'ultima volta che ho transitato per questa pista ciclabile, quindi in questo video non farò commenti sul fondo stradale perché appunto essendo passati 6 anni possono essere cambiate delle cose. Posso dirvi in generale che essendo in mezzo al bosco, quindi essendo un ambiente boschivo, il fondo stradale spesso è viscido, soprattutto dopo la pioggia, e ci sono molte foglie e stecchi. Inoltre un percorso che è molto movimentato, nel senso che ci sono molte curve e molti saliscendi. La prima salita, molto dura e impegnativa, si può vedere quasi all'inizio, la potete vedere adesso, e la consiglio di fare scalando completamente tutte le marce che avete, mettendo la marcia più molla, perché è una salita molto impegnativa, che probabilmente a chi non è molto allenato lo costringerà a scendere dalla bici e a completare il tratto in salita a piedi. Ovviamente quello che segue sarà una discesa abbastanza veloce. La pista, come dicevo, è movimentata, piena di curve, è una bella pista molto veloce, con continui saliscendi e prevalentemente per il 95% circa il fondo stradale è asfaltato. Quella volta era in ottime condizioni, adesso non so se si è deteriorato o se magari è stato rifatto. Per un 5% invece è cemento, quindi non è un percorso liscio come potrebbe essere su un asfalto appena fatto, ma ci sono molte vibrazioni appunto a causa dell'asperità del cemento. Un'ultima nota che vi do è che come all'inizio c'era quella salitina molto ripida, anche alla fine, in prossimità dell'incrocio per entrare a Cavazzo, ci si trova davanti a una salita parecchio ripida, meno ripida di quella iniziale, comunque un pochino impegnativa. E anche in questo caso il mio consiglio è quello di scalare le marce e di cercare di farla con una certa potenza, appunto per evitare di piantarsi, di dover scendere dalla bici. Bene amici, vi lascio alle immagini sino al termine della nostra pista ciclabile.
Bene amici, vi ringrazio per avermi seguito anche in questo video. Se vi è stato utile lasciate un like ed iscrivetevi al canale. Un saluto sulla pista ciclabile da Lucoral.